Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa, come sempre in diretta su Telecolor. Vediamo quali sono i principali fatti di oggi sui quotidiani. In apertura troviamo il nuovo caso della flottiglia che è stata fermata ancora una volta da Israele e naturalmente è scoppiata anche la polemica politica, ma poi si parla anche della morte dei 5 italiani alle Maldive durante un'immersione. Ieri sono stati recuperati 2 corpi, oggi verranno recuperati gli altri e poi ci sono tante altre notizie sia di politica che di cronaca. E allora andiamo a vedere con ordine sul Corriere della Sera. In apertura dicevamo flottiglia, spari e arresti in mare. Proiettili di gomma sulle barche, tra i fermati c'è anche il deputato dei 5 Stelle Carotenuto che appunto si è aggregato a questa missione umanitaria. Tajani, Israele garantisca l'incolumità degli italiani. E poi il caso della mozione di maggioranza sui costi per il riarmo, rivedere le spese NATO al 5% del PIL, poi c'è il dietro front. Intanto quanto costa questa guerra alle imprese? C'è una analisi, 25 miliardi di dollari la guerra naturalmente in Medio Oriente. Vediamo ancora un'altra notizia nel taglio alto. Spagna, l'ex premier Zapatero finisce sotto inchiesta per traffico di influenze. Accusa sciocca Zapatero, icona della sinistra. Vediamo questo viaggio di Putin a Pechino, tra affari e conflitto. Putin dall'alleato sì, la sfida all'Occidente. Lo vediamo mentre viene accolto dal ministro degli esteri cinese Wang Yi. Ancora, dicevamo, le Maldive, recuperati 2 sub persi nella grotta senza più aria. Sono state ritrovate anche le telecamere GoPro in dotazione appunto a questi sub e forse proprio grazie alle immagini che sono state girate sott'acqua si riuscirà a capire cosa sia accaduto realmente. Intanto la task force, leggiamo, di sub finlandesi ha recuperato i primi 2 corpi degli italiani morti nella grotta degli Squali alle Maldive. Si tratta di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Le loro telecamere consegnate agli investigatori. E poi il caso del 31enne italiano di seconda generazione El Kudri che appunto con l'auto si è schiantato sulla folla a Modena, voleva la strage ma per il PM non è terrorismo. Intanto è stato convalidato l'arresto e disposta la perizia psichiatrica per questo 31enne. In questa fotonotizia vediamo il figlio del patron di Mango, Isaac Andik. La morte di Mister Mango non è stata un incidente, ma è stato ucciso dal figlio. Svolta appunto sulla morte del fondatore di questo impero spagnolo della moda, appunto Mango, perché in realtà quello che inizialmente sembrava un incidente in montagna, avvenuto, ricordiamo, nel dicembre di 2 anni fa, è stato invece un omicidio il cui responsabile è proprio il figlio che lo avrebbe spinto giù per un dirupo. Vediamo la Repubblica di oggi. Israele che spara sulla flottiglia, proiettili di gomma del comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro anche il deputato 5 Stelle Carotenuto. Le opposizioni, il governo reagisca. C'è proprio un'intervista a Carotenuto che dice: Netanyahu dovrà rispondere del mio sequestro. La crisi di Cuba. Una situazione che ormai ha messo in ginocchio il paese. Vediamo questo reportage, il tramonto del castrismo nella Cuba allo stremo, code interminabili fuori dalle banche, spesso sfociano in momenti di tensione, ma non solo, anche il sistema sanitario è totalmente nel caos. Mentre invece nel nostro paese nel caos c'è la destra per le spese
NATO, la maggioranza presenta e poi ritira mozione sulla revisione del 5%. E poi Putin da sì, Cina ad un bivio. Vediamo ancora il GIP e il Cudri resta in carcere, non ha agito perché è disturbato. È sempre nel taglio basso di Repubblica, Maldive, recuperati i corpi di altri 2 sub, omicidio colposo. La notizia di oggi, vediamo appunto la destra in affanno, destra in tilt, scrive sul 5% del PIL in armi, prima lo stoppano, poi ci ripensano, caos sugli impegni capestro presi da Meloni con la NATO, più che disarmanti, scrive La Verità. E vediamo appunto in questa foto il ministro della difesa Crosetto, Giorgia Meloni al centro e accanto il vice premier Salvini. La Stampa. Tiro alla flottiglia, questo è il titolo di apertura. L'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta. Il deputato dei 5 Stelle Caro Tenuto parla di rapimento di massa. E poi invece leggiamo la mafia libica a processo all'Aia. Ancora Putin in ginocchio da Xi Jinping, oggi il vertice in Cina. Iran, il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica. Tra le altre notizie vediamo invece, cambiamo quotidiano, andiamo a vedere Avvenire e vediamo in alto gli schiavi di Al-Bouti aprono il processo al sistema Libia, appunto alla Corte Penale dell'Aia, udienza dei testimoni contro il collaboratore di Al-Masri. Arresti illegali, torture, stupri di migranti. Questo è quello che è emerso. E poi Italia al carcere duro. Questo è invece il rapporto di Antigone che fotografa una situazione carceraria sempre più precaria, cresce l'affollamento, aumentano i suicidi e raddoppiano i bambini che stanno dietro le sbarre, più ricorsi per trattamenti inumani e degradanti, ostacolato l'ingresso delle associazioni. Secondo Antigone sono 64.436 le persone recluse a fronte di una capienza di 51.265 posti. Il resto del Carlino invece apre con ancora questo caso che ha sconvolto Modena, ma un po' l'intero paese. Modena non è terrorismo, ma El Cudri voleva la strage. Il PM esclude l'aggravante. L'infermiera soccorritrice, così ho aiutato la donna amputata. Vannacci Salvini poi sfida sulle polemiche dopo questo attentato. E per quanto riguarda i movimenti tra i partiti, Ravetto che si schiera con il generale, quindi lascia la Lega di Salvini per approdare invece nel nuovo progetto politico del generale Vannacci. Israele, spari contro la flottiglia, deputato tra 29 italiani fermati, vediamo la foto nel taglio centrale e poi invece nel taglio basso Maldive, i sommozzatori finlandesi recuperano altri 2 corpi. E le telecamere, qui vediamo appunto i corpi che sono stati recuperati ieri, Monica Montefalcone che aveva 52 anni, Federico Gualtieri ne aveva 31. Andiamo sul Messaggero, vediamo intanto il titolo in grande, patto, l'Europa apre all'Italia, il vicepresidente Dombrovskis, stiamo esaminando le richieste di Roma, questo dopo la lettera di Giorgia Meloni a von der Leyen. Tra le ipotesi non c'è solo la deroga verso la proroga poi del taglio delle accise, la maggioranza rivedere il 5% delle spese NATO, poi lo stop, questo nel sommario del Messaggero. E poi spari sulla flottiglia, fermati 29 italiani, attacco della Marina israeliana, interviene la Farnesina. Il Giornale. Energia, l'Europa apre alla proposta italiana, come abbiamo visto prima, si tratta sulla flessibilità. Dombrovskis, il commissario europeo, dice la valutiamo, Giorgetti, ci sono tante strade, superare l'emergenza. E poi per quanto riguarda invece l'allarme degli aeroporti, soprattutto per quanto riguarda i viaggi di quest'estate, l'allarme è quello della mancanza di cherosene, uno degli effetti più pesanti
amanti di questa guerra, vacanze salve, c'è il cherosene per i voli. La pazzia non c'entra, Salim voleva la strage, questo per quanto riguarda l'attentato di Modena, scrive il giornale, il GIP esclude il terrorismo ma smonta le tesi buoniste, intanto si indaga sulla possibile istigazione, poi stranieri, violenti, instabili, in Italia ci sono 700 mine vaganti. Vediamo anche Libero, che invece scrive non è matto, riferendosi a Salim El Khudri, attentato a Modena, il GIP smonta la sinistra, la giudice, nessun elemento per ritenere che il gesto di El Khudri sia conseguenza della sua patologia psichiatrica, zittito chi vuole ridurre tutto ad un momento di follia. Notizie di economia e finanza. Vediamo AI, intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4 mila miliardi, tiene alti umore e indici a Wall Street. La vittoria giudiziaria di OpenAI su Musk spiana la via alla quotazione e poi rischio bolla per il settore dell'intelligenza artificiale, ma nonostante i rischi il mercato vede rosa. E poi ci si avvia verso una nuova proroga per quanto riguarda i tagli alle accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale. Giorgetti conferma decreto in arrivo venerdì anche per evitare lo sciopero dei tir, camionisti sul piede di guerra, autotrasportatori, proprio per quanto riguarda questo tema caldissimo, cioè quello dell'impennata dei prezzi dei carburanti. Quindi il governo cerca di fare presto proprio per evitare che ci sia una paralisi nel paese. Vediamo il Fatto Quotidiano. Gli si è ristretto il riarmo, scrive Crosetto blocca la mozione Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia per quanto riguarda appunto il 5% del PIL per le spese militari. La maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto, un successo delle opposizioni unite. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con i fatti regionali, ma subito andremo a vedere alcuni aggiornamenti dal nostro sito siciliaweb.it, ci sono delle importanti notizie di cronaca. Ancora ben trovati, seconda parte della nostra rassegna stampa. Dicevamo, vediamo gli aggiornamenti dal nostro sito siciliaweb.it perché ci sono delle importanti notizie di cronaca che arrivano da Catania, esattamente dal comune di Misterbianco, raffica di colpi nella notte catanese. Vediamo in apertura 2 persone in scooter sparano a Misterbianco, colpita una macchina. Andiamo all'interno appunto di questa notizia, 10 bossoli di arma da fuoco sono stati trovati dai carabinieri a Misterbianco in via Lenin. Uno di questi ha raggiunto, sembra in modo casuale, un'auto parcheggiata appartenente ad un incensurato. Secondo quanto ricostruito attraverso le telecamere di videosorveglianza, i colpi sono stati esplosi attorno alle 2 di questa notte da 2 persone che si trovavano a bordo appunto di uno scooter. Fortunatamente non ci sono feriti, ma si indaga appunto per capire chi siano i responsabili di questa azione, di questo fatto criminoso. Naturalmente vi daremo poi tutti gli aggiornamenti anche nei nostri telegiornali. Ma torniamo alla cronaca, sempre in primo piano su siciliaweb.it leggiamo violenza sessuale su una 14enne, arrestati la madre e il compagno, e qui ci troviamo ad Acireale. Siamo sempre nel catanese, una 46enne e una trentenne romena sono stati arrestati appunto ad Acireale per violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della figlia 14enne della donna. La vicenda è saltata fuori dalla segnalazione alla polizia da parte della scuola frequentata dalla ragazzina. Dalle intercettazioni successive sono emersi gravi indizi contro la madre e il compagno e la minorenne è stata collocata in una struttura protetta. Anche questa una notizia di cronaca delle ultime ore. E poi vediamo ancora, pronto è la polizia e partono gli insulti e
vediamo l'ultima notizia in primo piano: sporcizie e mozzarelle scadute invece nella pizzeria catanese. Ci fermiamo qui con la lettura delle notizie dal nostro sito, invece torniamo alla lettura dei quotidiani che oggi trovate in edicola. In primo piano c'è la politica regionale e non solo, in vista delle prossime amministrative ormai imminenti. Il 24 e 25 maggio si vota in diversi comuni siciliani. Allora vediamo Repubblica Palermo che apre con questa diffida di Schifani agli assessori: niente comizi con chi divide. Centrodestra verso le comunali tra le spaccature, e poi il caso degli impresentabili. Il presidente ai suoi: non andate nelle città dove non siamo uniti o ne rispondete a me. Il voto delle comunali è anche un test, diciamo, per il governo Schifani. E poi vediamo da Forza Italia a Fratelli d'Italia chi lavora a regionali appunto anticipate. Il retroscena oggi in prima pagina su Repubblica Palermo. La cronaca: Tommaso Natale, il boss esce di cella e saluta sui social. Il boss Giuseppe Serio esce dal carcere dopo 7 anni e si manifesta su TikTok. Non è un mafioso come tanti, perché è stato uno stretto collaboratore di Calogero Lo Piccolo, il padrino più autorevole appunto del mandamento di Tommaso Natale. E poi invece parliamo di Salvatore Lo Piccolo: i segreti di Lo Piccolo, si trova all'estero il tesoro del racket. Nel taglio centrale vediamo lo stadio Barbera. Questa sera partita importante, fondamentale per questa corsa alla Serie A del Palermo. In 30.000 per credere alla I rosa inseguono l'impresa. Questa sera 30.000 tifosi sosterranno il Palermo allo stadio Barbera per il ritorno contro il Catanzaro. Ricordiamo, l'andata non è andata bene per i rosa, che hanno perso 3-0 in Calabria. Andiamo a vedere all'interno le notizie principali. Allora, centrodestra al voto tra i veleni. Schifani scrive agli assessori: niente comizi con chi divide. Il governatore chiede ai componenti della giunta di non fare campagna dove la coalizione è spaccata. E poi l'antimafia che solleva il caso degli impresentabili. Sono 5. Sulla stessa pagina si parla anche dell'ex leader della DC, nonché ex governatore siciliano Cuffaro. Sconterà i servizi sociali nella Onlus finanziata con 3 milioni. La Casa del Sorriso attende il leader della DC dopo il patteggiamento. L'associazione si occupa di minori disagiati. Andiamo ancora a vedere questo retroscena sempre dalla prima pagina, perché c'è intanto chi si sta preparando non alle amministrative ma alle regionali. Da Forza Italia a Fratelli d'Italia l'asse che punta a regionali anticipate. Consulto romano dei meloniani: Minardo, il presidente è una risorsa. Di un bis parleremo quando sarà il momento. L'exit strategy per l'uscente: un ruolo in un organo di Stato, la permanenza legata alla finanziaria e alla resistenza dei deputati. Questo pensando ad un dopo Schifani, senza Schifani però. Andiamo a vedere invece per quanto riguarda questa notizia di cronaca, il boss che viene scarcerato e subito si manifesta sui social. Serio, l'uomo di Lo Piccolo lascia la cella dopo 7 anni e l'annuncia su TikTok. È uno dei fratelli terribili di Tommaso Natale. Gli altri 2 reggenti del mandamento avevano rimesso ordine allo Zen. Lo vediamo qui Giuseppe Serio, di 46 anni, scarcerato il 7 aprile scorso. 2 giorni fa ha aperto un profilo TikTok per annunciare il suo ritorno in libertà. I suoi fratelli invece, Nunzio e Mimmo, sono ancora in cella. Vediamo questa notizia invece, questa storia di questo calciatore libico che era stato arrestato, ha scontato 11 anni di detenzione perché era stato
considerato uno scafista, Alex Faragi, lascia Lucciardone, mi ha salvato l'innocenza, libero dopo 11 anni di carcere per strage, una gioia a metà perché in cella ci sono i miei compagni, lotterò anche per loro. Il calciatore libico appunto accusato di essere scafista dopo l'ok alla revisione del processo e la grazia parziale da ieri è libero. E di questa storia si occupa anche la Gazzetta del Sud in prima pagina, vediamo la detenzione di un innocente, scrive dopo un incubo di 11 anni alla Faragi torna in libertà, il libico ex promessa del calcio è uscito da Lucciardone dopo una lunga carcerazione. Sempre sulla prima pagina si parla anche del caso delle morti sospette al Papardo di Messina, morti al Papardo, 3 perizie scagionano medici e ospedale, le morti in cardiochirurgia, depositate 3 nuove consulenze, interventi corretti, infezioni non dovute ai sanitari. E poi vediamo la Sicilia, gli impresentabili, centrodestra diviso, Schifani si tira fuori dall'agone elettorale. Nella lista stilata dall'antimafia c'è anche il candidato della Lega ad Agrigento, Gentile. Andiamo a vedere all'interno e allora vediamo appunto questa notizia, comuni, centrodestra diviso, Schifani non scende in campo, il presidente non farà campagna elettorale per non schierarsi nella sfida tra alleati che sta indebolendo la coalizione nei grandi centri, ma arrivano i big di Lega e Fratelli d'Italia che vediamo qui in questa foto ad Agrigento, scoppia il caso del candidato del Carroccio che era stato segnalato dall'antimafia, vediamo Donzelli in primo piano in questa foto di gruppo con gli altri esponenti del partito di Meloni. Vediamo la Sicilia di oggi a proposito appunto di amministrative, voto con vista regionali, test per il governo Schifani, il campo largo si misura. E anche qui si parla di questi impresentabili tra rinvii a giudizio, processi in corso e comuni sciolti, la lista appunto che è stata stilata dall'antimafia. E poi c'è un'altra notizia in primo piano, caduta libera, questo è il titolo che sceglie oggi la Sicilia per parlare di un altro crollo che è avvenuto a Niscemi, una palazzina che era sul precipizio, era in bilico, ma non da quest'ultima frana, ma bensì dal 1997, crolla dopo 30 anni, fondi in ritardo che arrivano soltanto nel 2025, pensate un po'. Andiamo a vedere allora all'interno questa notizia, palazzina viene giù dopo 30 anni, crolla l'emblema dell'inefficienza, uno dei pochi edifici che erano rimasti dopo la frana del 1997, i soldi per demolirlo sono arrivati soltanto nel 2025, quindi dopo ben 28 anni. Eccolo qui, uno dei 3 edifici è crollato dopo aver trascorso anni sul precipizio, venne liberato subito dopo la frana del 12 ottobre del 97, ma non venne demolito perché appunto mancavano questi fondi che sono arrivati, ma la natura ha anticipato i tempi. Ora vedremo come verranno spesi appunto questi fondi che sono arrivati con parecchio ritardo. E poi la mala burocrazia, restiamo su questa pagina, paralisi al parco dell'Etna, 5 tecnici via al CTS, stop ai pareri ambientali, slitta pure l'Etna Marathon, mai successo, conflitto tra il comitato scientifico e il nuovo direttore. Vediamo la prima pagina di Catania. Piazza Pappalardo, altri lavori per coprire i resti archeologici, il comune ha stanziato 125.000 euro dalla tassa di soggiorno. E poi parliamo anche degli interventi invece in vista della bella stagione a San Giovanni Licuti, dove sono entrate in azione le ruspe per ricreare la spiaggia nera. Vediamo anche questo rapporto di Save the Children, secondo il quale nelle periferie ci sono 7 famiglie su 10 in povertà.
E a proposito di Save the Children, vediamo su Palermo e provincia, sempre all'interno della Sicilia, migliaia di minori in difficoltà. Ecco dove la vita inizia in salita. Sempre secondo questo rapporto, più di 14.000 sono i giovani in condizioni di disagio. Sempre in questa pagina si parla del futuro di cardiochirurgia pediatrica, il Bambin Gesù all'ospedale civico, il no dei volontari. Vediamo la prima pagina del Giornale di Sicilia, l'apertura è dedicata alla città di Palermo, case popolari nelle mani del racket, documenti sequestrati al comune, 10 alloggi intestati a un soggetto legato ad ambienti criminali. Qui vediamo l'assessore Ferrandelli che guida gli uffici comunali dell'emergenza abitativa. E poi lo scontro di potere allo Zen, a colpi di pistola. Allo Zen 2 si spara ancora, da giorni si registrano colpi di pistole da un padiglione all'altro, segno che è in corso una faida per il controllo del territorio. Nel taglio basso del Giornale di Sicilia vediamo stasera la sfida dopo il 3-0 Inzaghi con il Catanzaro, dobbiamo tornare a lottare, playoff al Barbera, il tecnico dà la scossa, possiamo farcela, dipende tutto da noi. E parliamo anche della Catania, quindi i playoff di Serie C per la promozione in B, siamo nelle pagine dello sport della Sicilia. Il Catania a un passo dalla semifinale, Massimino sold out contro il Lecco, nessuno in casa rossazzurra vuole fare calcoli, ma basterebbe anche un pari per passare il turno. Casasola ancora titolare, il tecnico toscano pensa ad alcune rotazioni in mediane sulla tre quarti. A proposito di Toscano, va controcorrente, pensiamo alla prestazione e non al risultato finale. Queste le parole del tecnico rossazzurro alla vigilia di questa importante partita, la corsa verso la Serie B della Catania, che noi seguiremo naturalmente a partire dalle 20 su Telecolor. Grazie per averci seguito, la rassegna stampa ritorna domani mattina.